Siamo in compagnia di Loris Carnielutti, assessore comunale di Gemona del Friuli, per presentare una importantissima iniziativa dedicata all'uso dei defibrillatori non solo in ambito sportivo. Si terrà il prossimo 6 febbraio. Con che obiettivi, assessore? Noi col nostro progetto di Città dello Sport, condiviso con le altre amministrazioni dei comuni contermini e l'azienda sanitaria, abbiamo pensato di rendere, divulgare l'informazione anche alla cittadinanza, oltre che alle società sportive che sono obbligate dal decreto Balduzzi a fornirsi di defibrillatore di personale abilitato al suo uso, e con questo obiettivo abbiamo coinvolto relatori del settore per poter spiegare a tutta la cittadinanza come si interviene in caso di un arresto cardiaco e come si usa il defibrillatore. Per quanto riguarda il territorio di Gemona in particolare, ne avete già a disposizione? Avete in programma di acquistarne degli altri? Sì, noi adesso ne metteremo a disposizione 13, di cui sono sloccati nei nostri impianti sportivi, e in più ce ne saranno 2 a disposizione della cittadinanza nel centro storico. Per quanto riguarda questa iniziativa in particolare, dicevamo il 6 febbraio l'appuntamento, come si svolgerà la mattinata? La mattinata sarà una parte tecnica che riguarda gli aspetti prettamente sanitari col cardiologo. Ci sarà poi il referente del 118 regionale che illustrerà come si approccia a un primo intervento di soccorso. Ci sarà la parte dell'azienda sanitaria, il centro di formazione dell'azienda sanitaria, che illustrerà il percorso per fare il corso, e verranno illustrati i vari modelli di defibrillatori che abbiamo noi acquisito, con la donazione anche da parte degli sponsor che ci hanno dato una mano in questa iniziativa. In chiusura, l'argomento prevenzione all'interno del progetto Gemona Città dello Sport e del Benestare, che tra l'altro abbiamo scoperto si chiamerà Sportland, Sì. nei prossimi mesi, avrà altre iniziative in programma di questo tipo? Sicuramente il progetto è uno progetto sportivo turistico, però siccome si parla anche di benestare, pensiamo già anche a un altro convegno appunto sul benestare, che sarà incentrato sull'alimentazione, sulla corretta alimentazione.